Anticamente la strada 51 da Lemagna fu per il Veneto l'arteria principale di collegamento per le terre germaniche. Nonostante i tempi siano cambiati, oggi possiamo dire che in un certo senso lo è ancora. Per raggiungere prima il Bellunese e poi le Dolomiti, e poi oltre le altre aree turistiche di montagna, il suo tratto che prosegue dall'uscita autostradale di Pian di Vedoia è ancora l'opzione migliore. Non che ve ne siano altre in auto. Inizialmente, quando si andava su per di qua, quando si arrivava a Ponte nelle Alpi, qua la strada generalmente era sempre quella. Da Ponte nelle Alpi in su, dopo fatto il cavalcavia della ferrovia che prima non c'era, si arrivava là, mi sembra a Pian di Vedoia, si girava su a sinistra e si faceva tutto il giro del costone, che era una strada stretta che se per caso ci incontravano due mezzi piuttosto grossi o trovavano lo spazio, se no dovevano fare retromarcia perché non riuscivano a passare fin su a Fortonia. In alta stagione la Lemagna è sinonimo di lunghe code, attese e lavori, ma c'è chi la guarda ancora con un amore e odio nostalgico, conoscendone oramai ogni dettaglio, esplorato viaggiando a passo d'uomo e guardando fuori dal finestrino. Era così anche su un tratto molto più lungo della statale, quando le code si sviluppavano quasi fino a Conegliano, prima del 16 marzo 1973, quando sul tratto Vittorio Veneto Ponte nelle Alpi calò l'ombra di un colosso, l'enorme viadotto dell'A27. Sotto l'autostrada, dove le auto scorrono oggi con agilità, giace pressoché dimenticato il tratto da Lemagna che un tempo caratterizzava ogni viaggio in montagna. Ancora attraversato dai soli residenti, dai veri appassionati delle 2 e delle 4 ruote, dagli autobus e dalle autocisterne, poiché il viadotto autostradale non è dotato di una raccolta delle acque reflue. Oggi l'efficienza nel raggiungere Belluno è innegabile e sicuramente l'opera ha contribuito allo sviluppo della città e della parte più a nord della provincia. Sotto gli imponenti pilastri dell'A27 esistono tuttavia ancora quei piccoli borghi che oggi devono sopravvivere con la consapevolezza di non rappresentare più un punto di passaggio. I residenti devono convivere con una grande ombra grigia che sovrasta il loro cielo, ma alla quale ormai, in effetti, i più si sono abituati. Fadalto, Borgofaè, Nove, San Floriano, frazioni nascoste di Vittorio Veneto che tuttavia custodiscono caratteristici specchi d'acqua e cascatelle. Come il lago di Negrisiola, quello del Restello, il lago Morto e i laghetti blu. Vari itinerari escursionistici, una ferrovia storica con l'ex stazione di Nove e anche alcune piccole attività che con tenacia continuano a lavorare con i visitatori della valle. Le persone che arrivano qui, la nostra clientela principalmente è una clientela di motociclisti che quindi utilizzano la nostra area, i nostri servizi per un po' ristorarsi, è un punto d'incontro anche. Sappiamo che la strada a Lemagna è comunque una strada molto frequentata, molto apprezzata da loro, ma in ogni caso abbiamo anche un altro tipo di clientela che sono ad esempio anche escursionisti che vanno a fare le camminate, per esempio sui vari sentieri, sui vari percorsi che ci sono qua, qualche ciclista che per esempio utilizza il percorso della Venezia, della Monaco-Venezia, e anche poi gente che va a balneare, il lago di Santa Croce o piuttosto che il lago Morto, e poi magari fa tappa volentieri da noi che offriamo dei servizi un po' particolari, insomma. C'è anche chi però, circondato da infrastrutture, non ha voluto lasciare la sua casa. Perché sono nato qui e voglio morire qui. E chi ha deciso di tornarci proprio perché le lunghe code di un tempo hanno lasciato spazio a immacolati silenzi. Quando hanno aperto l'autostrada ho chiuso l'ufficio che avevo a Verona per venire a stare qua, perché dopo che hanno aperto l'autostrada qua si vive, qua si sta veramente da Dio e non è, e le persone questo qua purtroppo non l'hanno capita, di far valere la valle per quello che è, una bella valle che dà un
un grande senso di abitabilità, di vivibilità, climaticamente favolosa, perché d'estate qua è più fresca che a Vittorio, d'inverno qua è più calda che a Vittorio, macchine, guarda il traffico che c'è, per cui per me ben venga l'autostrada. Visitiamo nel nostro breve viaggio in auto anche i dintorni di quelle strutture ormai consumate dall'abbandono, che un tempo erano alberghi rinomati e ben recensiti dai visitatori che vi passavano la notte. L'Hotel Belvedere, per esempio, godeva di una veduta incredibile sulla Valla Pisina e chi ci viveva accanto racconta di come gli ospiti potevano danzare nella speciale pista da ballo che c'era davanti alla struttura. Posso darti dei dati, io ero segretario del consiglio di quartiere quegli anni e ho fatto una ricerca dei posti di lavoro persi il primo anno, dopo un anno e mezzo, 150 posti di lavoro, perché qui c'erano 9 tra alberghi e ristoranti, tutti chiusi, 2 panifici, varie attività commerciali, tutte chiuse. Pertanto per la Valla Pisina è stato, dal punto di vista commerciale, è stato un tracollo, però era insostenibile il traffico, se posso dire. Allora, quello che a mio parere è mancato l'intervento delle amministrazioni che si sono succedute, perché se togli qualcosa a una valle che in questo momento l'Europa ci ha finanziato un progetto di rigenerazione urbana, vuol dire che è stato riconosciuto anche a livello europeo che siamo deficitari di tutto, perché qui non abbiamo servizi, non abbiamo niente, abbiamo solo, come potete vedere nella natura, che potrebbe essere in futuro il volano per un rilancio della valle. Se l'unica speranza per la Valla Pisina sta nel ripensamento della sua attrattività dal punto di vista turistico oppure economico-industriale, per il prolungamento della A27 di cui si discute da tanto tempo, il futuro è un dilemma. Il progetto originale, ovvero quello di collegarla a Monaco di Baviera, aveva ipotizzato un possibile matrimonio con la A23. Il primo passo, però, sarebbe quello di collegarla al centro Cadore, seguendo la traccia segnata dalla leggendaria ferrovia che passa lì a fianco. Come insegnano la storia e la Valla Pisina nel suo insieme, però, ogni grande infrastruttura richiede un sacrificio di terra, che con coraggio dovranno valutare le comunità di oggi e quelle di domani.